Non ci sono soldi per il rifugio sanitario per Randagi. Nel bilancio comunale, così affermava a gran voce il settore ecologia, sanità ed energia, non c'è spazio per la realizzazione della struttura medico-sanitaria che, in caso di realizzazione, potrebbe essere uno strumento di aiuto per ovviare ad un neo che Agrigento non può e non deve permettersi. E se per il rifugio non ci sono risorse da investire per la sua costruzione, per l'ambulatorio veterinario potrebbe arrivare una vera e propria svolta. Il comune ha impegnato 46.000 euro parlando di procedura urgente per la salvaguardia della salute pubblica e di ottemperanza alle norme vigenti per ridurre il fenomeno del randagismo. I locali saranno quelli dell'ex discarica per i rifiuti solidi urbani, posta proprio in contrada Consolida, dove sono stati collocati 3 prefabbricati che verranno usati come ambulatorio veterinario comunale e locale di degenza post-intervento. Un passo avanti per la risoluzione della problematica. Ci sono tutti i fondi necessari che provvederanno alla sterilizzazione ed alla microchippatura dei cani randagi, il tutto con la collaborazione dei veterinari dell'ASP con i quali si è concordato l'uso dell'ambulatorio veterinario. Il completamento dell'ambulatorio veterinario è parte del progetto già provvisto dei pareri necessari, affermano dal Comune, approvata la lettera d'invito per la realizzazione di queste opere senza pubblicazione di bandi di gara, si percorrerà l'invito diretto di 3 operatori del settore. La proposta, ufficializzata dal responsabile Salvatore Tedesco, è stata approvata dal dirigente comunale del terzo settore Giuseppe Principato. Un passo avanti per la città dei Templi che da anni si vede vessata da un fenomeno che la candidata della cultura 2020 dovrà cercare di sconfiggere, il dilagante randagismo.